Volevo partire dalla frase del Presidente Basso, diceva è tempo di bilancio e di bilanci. Ecco, siamo all'ultima legge di stabilità e credo che sulla gestione, in particolar modo della sanità, bisognerebbe tirare una riga e dire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto ed era stato promesso ampiamente in campagna regionale, in campagna elettorale da questa maggioranza. E avevate promesso di riaprire gli ospedali minori, era stata fatta una lotta con tutti i combinati, non li avete riaperti gli ospedali minori, avete pensato di rivedere il piano dell'emergenza urgenza, ad oggi non è stato ancora rivisto il piano dell'emergenza. Avevate tra l'altro sostenuto anche che si poteva anche superare la centrale unica, ad oggi la centrale unica dell'emergenza urgenza non è stata rivista. Avete promesso addirittura in campagna elettorale che avreste fatto fare le visite ai cittadini per abbattere liste d'attesa anche la notte, l'aveva detto il Presidente della Regione Fedriga. Ecco, vi posso dire che già dalla clausola valutativa della legge 7 del 2009, che evidentemente ci dice come sono andate in questi anni le liste d'attesa, già prima della pandemia, nel 2019, le liste d'attesa erano peggiorate in maniera molto pesante. E il consigliere Di Bert, che dice che anche l'opposizione riconosce che Fedriga ha fatto bene, dico Fedriga e gli altri assessori, ecco, io dico che assolutamente no, ha fatto bene l'accordo sulla compartecipazione con il governo Conte 1, ha detto bene il mio collega Sergo, perché da quello la Regione ha avuto una maggior disponibilità finanziaria, ma per quanto riguarda gli altri temi, e in particolar modo la gestione della sanità, c'è stata una gestione drammatica e io non so se c'è una percezione che ha fatto bene anche dentro di voi. Ho letto un comunicato, mi sembra ieri, di un consigliere di maggioranza che riteneva che non fosse proprio così. Se poi va a leggere la rassegna stampa solo degli ultimi 10 giorni, qua c'è scritto rompe gli occhiali, visita solo dopo il 2025 nel Pordenonese. Poi se uno legge Udine, blocco degli straordinari, gli anestesisti sono stufi di fare ore straordinarie che vengono regolarmente richieste e hanno bloccato gli straordinari facendo bloccare circa 150 operazioni programmate in una settimana. Noi abbiamo investito in questi anni molti soldi sulla sanità, sia sulla spesa corrente, sia per quanto riguarda gli investimenti, ma non è solo una questione di quanti soldi vengono investiti, dipende anche come vengono e dove vengono allocati, perché diverso è assumere un dipendente o pagare un gestionista di una cooperativa, pagandolo magari 3 volte tanto e avendo una professionalità sicuramente minore di quella che può avere uno strutturato. E un'altra cosa è per cui noi infatti qui abbiamo condiviso anche con il resto dell'opposizione alcuni emendamenti per cercare di cambiare rotta sulla sanità, anche se in extremis. Uno ad esempio è quello di finanziare l'ERAR con 2 milioni proposto da noi, sottoscritto da tutta la maggioranza. Perché abbiamo proposto questo? Perché se uno va a leggersi la delibera sull'ERAR, firmata l'8 giugno 2022, qui i sindacati all'unanimità chiedevano di aumentare l'importo complessivo delle risorse aggiuntive per le tante dimissioni e quindi l'emorragia di professionisti che vanno verso il privato, per la difficoltà di reperire professionisti del concorso, cercare di far fare anche le ferie ai professionisti e anche per la riapertura dei reparti Covid, perché l'emergenza Covid è finita, ma in realtà abbiamo ancora molti pazienti ricoverati e stanno aumentando anche con la stagione fredda. Voi avevate detto all'inizio di questa legislatura che eravate la maggioranza dell'ascolto. Ecco, questa cosa qua è una cosa richiesta dai sindacati e vi posso dire di più. Nella pagina seguente, se poi andate a leggerla, c'è scritto che per il 2021 molte ore fatte e turni di straordinari non sono state pagate ai professionisti perché c'è un tetto di 90 ore e quindi i sindacati dicono che invece è giusto pagare chi lavora. Per cui io spero che voi, coerentemente con l'ascolto che dite, coerentemente con le richieste fatte da tutte le sigle sindacali e sottoscritte anche in questo accordo firmato con la Regione, voterete questo emendamento sottoscritto di tutta l'opposizione. Per quanto riguarda poi la carenza dei medici di medicina generale e delle guardie mediche, che è un tema che abbiamo sottolineato in questi anni, l'assessore Riccardi si è sempre appellato alle competenze nazionali, salvo scoprire in una commissione ad hoc sui medici di medicina generale che in realtà molto può fare anche la Regione, sia per quanto riguarda
i bandi per l'apertura delle zone carenti, sia per quanto riguarda creare le condizioni di maggiore attrattività su quelle che sono le aree carente, che sono presenti in tutta la regione, in particolar modo nelle zone più disagiate e montane. Ecco, noi abbiamo, leggendo sempre la rassegna stampa degli ultimi giorni, una sperimentazione addirittura a Pordenone per un ambulatorio per assistenza primaria con gli specializzanti del Cefalmed, perché se no le persone non hanno medici di medicina generale. Abbiamo la richiesta da parte dei sindacati dei medici di prorogare le USCA e naturalmente noi coerentemente con la richiesta abbiamo prorogato le USCA fino al 1° luglio e spero che anche questo emendamento sia accettato. Ma mi direte, questi sono i problemi comuni, i pronto soccorsi, la carenza di personale, problemi che tutti hanno e quindi a causa del Covid, a causa di una mancata programmazione, ci sono delle criticità in sanità, ma siamo messi tutti nella stessa condizione. È vero che le criticità sono comuni, ma le risposte che hanno dato le regioni sono molto diverse e le nostre risposte, non a causa dei professionisti che ringraziamo sempre per il lavoro che fanno, ma a causa della politica e dei manager nominati dalla politica, sono decisamente carenti. E non lo dico io, Presidente Basso, non so dov'è, lo dico guardando gli studi ufficiali sulla sanità. Prendo lo studio Bersaglio, sono monitorate 10 regioni più 2 province autonome. In questo studio si dice che la maggior parte delle regioni prese in considerazione hanno migliorato il loro parametro, il 52,7%. Noi l'abbiamo migliorato solo nel 53% dei valori. Dicono le altre regioni hanno peggiorato i parametri delle performance nel 34%, noi l'abbiamo peggiorato nel 43%. Significa che noi siamo fanalino di coda in questo report che è il report Bersaglio della Sant'Anna di Pisa. E prima qualcuno l'ha ricordato, ci sono altre regioni che in periodi Covid hanno fatto molto meglio di noi. La regione Veneto, ad esempio, governata dalla Lega, la regione Toscana, la regione Emilia-Romagna. Se noi andiamo a vedere i bersagli sono molto più a fuoco rispetto a quelli che sono quelli della nostra regione, dove noi da questo studio, come ha detto qualcuno prima di me, siamo ultimi, anzi siamo primi per obsolescenza tecnologica, per cui le tecnologie in sanità. Ma ci sono anche altri parametri che sono anche significativi e che vengono forse poco citate. Siamo ultimi o primi per quanto riguarda il non rispetto delle tempistiche per tumori di classe A, per cui tumori erogati nel rispetto dei tempi massimi per classe A, per cui quelli urgenti, noi siamo ultimi insieme con la Liguria. Siamo penultimi per quanto riguarda la variazione in negativo, quindi degli interventi di chirurgia tumore retto-colon. Per quanto riguarda l'inappropriatezza, per cui il tasso di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 giorni per 1000 abitanti, siamo quelli messi peggio e potrei elencare con altri parametri. Per cui questi sono parametri ufficiali e anche loro hanno avuto il Covid. Andiamo in tempi più recenti. L'assessore Riccardi ha citato lo studio Ambrosetti che ci vede quarti per capacità di risposta ai cittadini. Ecco, io invito voi ad andare a leggere quali sono gli indicatori che sono stati utilizzati. Quella è la potenzialità di dare risposta. Non vengono, nella maggior parte dei indicatori, non sono di performance. Quelli di performance sono sull'assistenza domiciliare, dove siamo sempre stati bene, e quanto riguarda lo screening, dove siamo bene rispetto alle altre regioni. Ma tutti gli altri sono la quota di famiglie con banda larga per poter accedere, che non mi sembra che sia un parametro che possa esprimere la performance del servizio sanitario regionale. Poi c'è una cosa di nicchia, perché è uno studio finanziato da una casa farmaceutica che parla dell'innovazione farmaceutica, e quindi se voi andiamo a vedere invece gli altri parametri pubblicizzato dallo stesso studio Ambrosetti, pubblicizzato dall'assessore, vediamo che invece siamo ultimi per spesa pro capite per prevenzione. Ultimi in Italia, spendiamo siamo tra le prime 4, se non sbaglio, regioni che spendono più per sanità, ma spesa pro capite per la prevenzione siamo ultimi. Ecco, io per questo ho riproposto l'emendamento che avevo proposto e che era stato accolto nella precedente legislatura per quanto riguarda raggiungere il budget di almeno 5% per la prevenzione, perché mi sembra una cosa giusta e l'abbiamo capito durante la pandemia quanto è importante il tema della prevenzione. Dopodiché ci sono altri studi che potremo andare a vedere, sempre dello studio Ambrosetti che però l'assessore non cita. Il tema per quanto riguarda gli anni di vita persi. Dal 2019 al 2021 siamo i secondi, abbiamo perso 1,4 anni di vita.
Il peggiore è il Molise che ne ha perso 1,9, tutto il resto ne ha persi di meno e questo si vede anche dalla nota di economia e finanza del DEF. Per cui facciamo un bilancio, ma guardiamo i dati ufficiali, guardiamo lo studio Bersaglio, guardiamo ad esempio anche i dati del portale della Genas, dove dal 2019 al 2022 siamo quartultimi per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, perché abbiamo ridotto in maniera pesantissima nel report del primo semestre 2019-2022 le prestazioni ambulatoriali e questo vuol dire più liste d'attesa, vuol dire cittadini che devono andare all'estero a curarsi e infatti la forbice tra attrattività e fuga ormai è negativo, si riduceva negli scorsi anni, adesso abbiamo negativo, meno 6,8 milioni, vuol dire che la gente va a curarsi più fuori che qui. Per cui, concludendo e venendo anche su alcuni dati presenti, perché ormai è scaduto il tempo, nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, sulla sanità qui c'è una paginetta dove si parla della centrale operativa regionale per le non urgente, non si parla per quelle del 118 e del piano di emergenza urgenza non qui presente, e invece sappiamo che circola già una bozza, ma non si è ritenuto opportuno da inserire qua. Si parla di ospedali di comunità e di case della comunità, già bocciate dall'assessore Riccardi e che anche a livello nazionale il centrodestra non so se continuerà a finanziare, per cui vedremo come verrà rinforzato il territorio. Si parla di migliorare il sistema informatico con lo Smart Health, piattaforma di telemedicina e teleassistenza, e sappiamo la sperimentazione sulla telemedicina, chiudo, sappiamo com'è andata. Ecco, allora io quello che volevo dire è che magari ascoltate anche un po' di più, oltre che i comunicati dell'assessore Riccardi, anche quello che dicono i professionisti, che dicono che in questi anni si è svenduta la sanità con appalti milionari agli enti, alle cooperative e alle croci private, punto 1. Per cui si è portato avanti un sistema fallimentare sotto tutti i punti di vista e l'errore più grande è stato probabilmente quello di mettere a guida gli enti del servizio sanitario regionale, dei principali enti, professionisti il cui curriculum non è all'altezza della gestione e questo personalmente per poterli controllare. Per cui, Presidente Ilbert, se pensa che noi crediamo che la maggioranza e l'assessore ha operato bene, assolutamente no, è una bocciatura a 360 gradi.